Delegazioni delle RSU di Electrolux al cospetto dei sindaci, volantinaggio nei paesi più vicini al cuore dell'emergenza lavoro. In Defessa continua l'attività di sensibilizzazione da parte dei lavoratori e il territorio risponde, sente il grido d'aiuto e solidarizza. Certo, l'ho già vissuta io questa vicenda perché ho lavorato all'Indesit. E si trova solidale nei confronti dei lavoratori? Senz'altro. Susegana, Santa Lucia, Vittorio Veneto e l'area della destra Piave ha dato e ricevuto molto dal mondo dell'elettrodomestico in termini economici e demografici. Ha dato da come Zopas e dopo Zanussi e Electrolux tutto l'indotto, non solo come azienda. E la gente oggi è preoccupata del contraccolpo che arriva nel momento meno opportuno e si dice vicina alla protesta dei lavoratori. Sì, tutti quanti qua a Santa Lucia sono solidari, siamo solidari. Certo, sono solidari, altro che, ci mancherebbe altro, perché ci porta via 2000 posti di lavoro, andiamo proprio non sottoterra, di più, anche di notte, non solo di giorno. Il caso Electrolux è entrato anche in Parlamento. Per fine novembre il ministro Zanonato convocherà un vertice tra le parti. I senatori Sacconi e Sonego hanno chiamato direttamente in causa la presidenza di Electrolux, ma il dito della gente resta puntato proprio sulla politica. La causa purtroppo come al solito della politica, è inutile parlare adesso, reagire per vedere un posto di lavoro, è da 20 anni che ci stanno portando alla deriva.